Ben ritrovati ad una nuova puntata del Notes di Antena 3. Diamo subito uno sguardo insieme agli appuntamenti dei prossimi giorni. Il prossimo weekend a Carbonera, in provincia di Treviso, ci sarà l'inaugurazione della nuova sede del Gruppo Alpini di Carbonera, nel 55esimo della fondazione del gruppo. Sabato 21 settembre dalle 20:30 grande concerto di cori presso la chiesa di Carbonera. Domenica 22 settembre a partire dalle 9:30 sfilata, alzabandiera, Santa Messa e poi inaugurazione e benedizione dunque della nuova sede. Domenica 22 settembre, nell'ambito di Pordenone Legge, che quest'anno compie 20 anni, in piazza Cavour a partire dalle ore 16 saranno ospiti i Papu. Il duo Appi Besa si cimenterà in una lettura popolare di alcuni classici della letteratura comica, dove il pubblico non sarà soltanto il pubblico. In caso di maltempo l'evento si svolgerà alla loggia del municipio. Al Parco Bissuola a Mestre domenica 22 settembre si svolgerà la quarta edizione della rassegna cinofila amatoriale. Il programma della manifestazione è molto ricco e nel pomeriggio ci sarà anche la sfilata di moda per cani. La mostra è aperta anche a cani con pedigree e non. Non solo cani tra l'altro ma anche cavalli, perché per la prima volta i bambini dai 3 anni potranno fare il battesimo della sella grazie al patrocinio della FISE. Il ricavato dell'evento sarà devoluto al soccorso veterinario di Mestre. Sabato 21 e domenica 22 settembre a Belluno, a Villa Miari Fulcis di Modolo, interessante appuntamento per capire come si crea una maschera in legno. Sarà l'associazione Arca dei Volti, APS, a rispondere a tutte le domande dei partecipanti durante l'evento, in cui saranno presenti artisti da tutta Italia. Non solo, sarà anche allestito un set fotografico in cui poter indossare le maschere e anche farsi dei selfie. Nel 1870 la breccia di Porta Pia. Dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, aprì un varco di 30 metri nelle mura aureliane. Attraverso questa breccia entrarono per primi nella città capitolina i bersaglieri, che al suono delle fanfare gridarono «Viva l'Italia!». La cultura non si può ottenere se non si conosce la propria storia. Dario Fo. Un campanile bianco che svetta su un mare verde di vigneti è Monteforte d'Alpone. Posto all'estremo sud della Val d'Alpone, è in provincia di Verona ed è il paese a più alta densità viticola del Veneto e forse anche d'Italia, con i suoi 1900 ettari di terreno agricolo, 1500 dei quali a vigneto e con circa, pensate, 1000 aziende. Bene, dal Notes di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.